buonasera, io sono Mario Boranga del Circolo Culturale Eureka che organizza Pordenone Pensa e vi do il benvenuto a questa serata che abbiamo pensato per avvicinarci degnamente alla festività del Natale. Noi durante l'anno abbiamo parlato di tanti argomenti, abbiamo parlato di attualità, abbiamo parlato di scienza, abbiamo parlato di finanza, abbiamo parlato di intelligenza artificiale e verso questa fine d'anno parliamo di storia. Abbiamo parlato della grande storia, quella con la S maiuscola, con Giordano Bruno Guerri la settimana scorsa a Sacile. Oggi parliamo di un'altra storia non meno importante e forse anche più sentita nel cuore delle persone. Parliamo della storia delle tradizioni, della storia dei miti, delle leggende, una storia che nasce da quando l'uomo comincia a comunicare. Per farlo abbiamo due ospiti straordinari. Paolo Paron è vicepresidente dell'Arlef, è socio fondatore della Società Tolkieniana Italiana ed è stato consulente per la traduzione in italiano della trilogia del Signore degli Anelli e per la Medusa Film. Mario Polia è antropologo e archeologo, ha lavorato veramente in tutto il mondo con gli scavi e gli studi antropologici, ha una cattedra honoris causa all'Università di Lima, ha ricevuto la Croce di Cavaliere dell'Ordine della Repubblica da Carlo Azeglio Ciampi e ha tenuto il discorso di chiusura dell'anno, la Lectio Magistralis, al Parlamento peruviano nell'anno 2000. Ma soprattutto questa sera sono due persone, due amici che si conoscono da decine e decine di anni e due persone che hanno devoluto gran parte della loro vita a raccogliere, conservare, custodire e tramandare tradizioni. Le grandi tradizioni delle grandi mitologie, le tradizioni dei nostri antenati, dei nostri avi. Oggi Paolo Paron in Friuli, Mario Polia in Umbria raccolgono ancora con i loro video le storie dei nostri vecchi, in maniera tale che rimanga una traccia di questa antica sapienza tramandata di persona in persona. Questa sapienza che una volta si tramandava con alcune persone che si sedevano, una comunità intorno e dei racconti nell'atmosfera magica di un fienile, di una stalla, di una casa intorno a un fuoco. E noi questa sera cerchiamo di ricreare quell'atmosfera alla scoperta delle nostre radici più profonde. La parola a loro. Signori, buonasera, grazie per essere qui, grazie al Comune di Sacile e agli amici di Pordenone Pensa, con cui ormai condividiamo il cammino da un po' di anni. A me è l'onore di cominciare, di aprire questo nostro incontro e devo dire che lo faccio molto volentieri, anche perché mi piace l'idea di fare un'introduzione a quello che poi Mario approfondirà e andrà a scavare ancora più in profondità in quelli che sono i miti, i simboli, i valori delle nostre tradizioni. E allora, per cominciare, visto che dobbiamo creare un po' l'atmosfera, ecco, dobbiamo cominciare a fare noi uno sforzo, tutti insieme. E quindi dobbiamo cominciare un po' a pensare, intanto che la luce non è così forte, noi siamo in penombra, siamo in questa stalla in cui ci sono molte ragnatele, quindi immaginatevi queste ragnatele pesanti, impolverate, e i rumori che sentirete e che sentite sono quelli della catena della mucca che si muove, oppure dei bambini che seduti sul fieno si prendono in giro oppure giocano fra di loro. Come lumino abbiamo semplicemente
delle piccole luci, delle piccole fiammelle, perché nelle stalle non si poteva portare il fuoco, e così cominciamo questo nostro, come veniva chiamato in Friuli, infile, o in Veneto filò. Cominciamo a raccontare le storie come si faceva un tempo e cominciamo prima di tutto introducendo un aspetto che a me piace pensare che sia, definirei cosmico-agrario. Noi non abbiamo più la cognizione del tempo come i nostri avi. I nostri avi seguivano soprattutto il ritmo della luna, erano agricoltori e cacciatori e quindi seguivano il ritmo della luna. E quindi stavano molto attenti a fare alcune cose, ad esempio si seminava, c'erano alcune piante che andavano seminate in luna calante, altre in luna crescente. Se voi seminate il radicchio in luna crescente, vi troverete il radicchio che vi cresce in un attimo, va su in fiore e non lo mangiate. Se piantate i pomodori in luna calante non saranno buoni e belli come quelli piantati in luna crescente. Ma se volete ad esempio anche tagliare la legna, ecco, la legna la potete tagliare dal mese di novembre fino al mese di febbraio, non di più, e sempre in luna calante, perché è il momento in cui la luna è debole e quindi tutta la linfa si ritira nelle radici e il legno è bello forte e quindi quando lo taglierete e lo porterete a casa, legno poi che userete dopo un anno, quindi i nostri nonni, i nostri avi pensavano sempre in un modo, pensavano sempre in previsione, facevano sempre le cose con attenzione rivolta al futuro, per cui la legna che portereste a casa, ecco, la mettete ovviamente al riparo dove possa prendere luce e vento, e questa è legna che non marcirà, è legna che non prenderà il tarlo, perché l'avete tagliata nel momento giusto. Ma soprattutto vivendo con questo calendario lunare, vi rendereste conto che noi costantemente viviamo seguendo quello che è invece un calendario solare. E allora a fine anno, come stiamo arrivando adesso, vi accorgereste che abbiamo un problema di ben 12 giorni di scostamento. Il calendario lunare è più breve di quello solare di 12 giorni. Ecco, questi 12 giorni sono di una magia e di una potenza incredibili. Abbiamo appena passato Santa Lucia, il 13 di dicembre. Allora, intanto sfatiamo una diceria. Allora, io parto sempre dall'idea, e di questo sono convinto che anche Mario condivida, che i nostri nonni e i nostri avi abbiano una saggezza e una conoscenza che noi nemmeno più riusciamo a concepire, non riusciamo più a cogliere. Quindi il fatto di dire che Santa Lucia sia la notte più lunga che ci sia, e poi ovviamente sapere che invece la notte più lunga è quella del solstizio d'inverno, ecco, questo fa pensare a tutti che i nostri vecchi si siano sbagliati, ma non è mica vero. I 12 giorni che precedono l'arrivo del solstizio d'inverno, della notte di Natale, sono 12 giorni, oppure meglio, sono 12 notti veramente particolari, perché dalla notte di Santa Lucia le giornate continuano sì a restringersi, però solo nella parte mattutina. Nella parte serale le giornate hanno come un lieve rimbalzo e quindi sembra addirittura che si allunghino. Ovviamente nella totalità della luce ne perde ogni giorno fino al solstizio. Però se voi osservaste come osservavano sempre i nostri nonni, vi darebbe l'impressione proprio totale e sicura che le giornate si stiano leggermente allungando. E quindi i nostri nonni giustamente hanno detto Santa Lucia, la notte più lunga che ci sia. Ed è diventata poi la notte della luce, perché Santa Lucia ricorda quella che era la Lucinat, la lunga notte della luce, e guarda caso abbiamo una concomitanza molto interessante, perché se geograficamente cominciamo
a guardare questa notte, dove venga festeggiata, dove venga riconosciuta soprattutto, ecco, scopriremo che era fortemente considerata nel mondo scandinavo, nel mondo della Germania del Nord e nel mondo soprattutto del Nord Italia. E se facciamo così, se poniamo solo un momento la nostra attenzione a questo, possiamo cominciare a pensare che Santa Lucia si sia mossa e sia venuta giù da noi con i Longobardi. Ecco, ci darebbe proprio l'esatta traccia, l'esatta strada che è stata fatta allora e da allora sia rimasta con noi. Questi 12 giorni però sono importantissimi, sono i 12 giorni più bui dell'anno, sono quelli che vanno da Santa Lucia alla notte di Natale. E sono notti pericolose, i nostri vecchi dicevano molto pericolose, perché in queste notti può succedere di tutto, perché c'è una libertà di esseri, di presenze, di cose che possono succedere. E ancora di più sono importanti e di grande potenza i giorni che dalla notte della vigilia di Natale vanno fino alla notte dell'Epifania. Nel nord Europa si diceva anche che la notte di Santa Lucia gli animali parlassero. Da noi in Friuli si dice questo per la notte della vigilia di Natale. Però è interessante che questa cosa comunque sia rimasta e sia ancora in voga, ancora ci sono delle storie su questo. Ma questi 12 giorni, poi queste 12 notti, sono importanti anche per un altro capodanno che viene un po' prima. I nostri avi celti avevano, e anche i nostri nonni, i nostri avi friulani, veneti, avevano la concezione delle stagioni semplicemente di 2 stagioni. Da noi in Friuli si dice le viarte e le siarade, la stagione calda e la stagione fredda. La stagione calda comincia col 1° maggio e quindi viene festeggiata con la notte di Beltane, la notte del 30 di aprile, in cui si fanno grandi fuochi, in cui si fa una grande festa, e la stagione calda finisce con il 31 di ottobre, la notte di Samain, la notte di Halloween. In questa notte così particolare, noi sappiamo, i nostri vecchi ce l'hanno sempre ripetuto, che è la notte in cui le anime dei morti escono dalle loro tombe. In Carnia si dice che da tutti i cimiteri della Carnia le anime dei morti in processione raggiungono il grande spiazzo della chiesa madre di San Pietro. Lì tutti si salutano e si riconoscono e dopodiché ognuno scende nelle case in cui ha abitato. Ancora adesso in Carnia ci sono molte persone che nella notte del 31 di ottobre preparano i chiarsons, questo piatto particolare che poi è buonissimo, e lo lasciano sul tavolo, lasciano le tavole imbandite e lasciano le porte socchiuse, perché i morti devono trovare la porta aperta. Lasciano la luce sulla finestra e sul tavolo lasciano tanti piatti di chiarsons e lasciano anche tanta acqua, perché le anime dei morti hanno tanta sete. Sono tutte cose che riconnettono noi con il ritmo della stagione, il ritmo dell'anno, ma anche con il ritmo della vita. Noi oggi abbiamo una concezione del tempo che è quella lineare. Dal giorno in cui nasciamo al giorno in cui moriamo, una lunga linea retta, un po' di sfortuna, un po' di fortuna, qualche caso qua e là, tante cose che succedono e poi puff, finito. I nostri nonni invece avevano una visione che era estremamente poetica, ma secondo me anche di grande forza, perché avevano una visione circolare del tempo. Il tempo non è fatto da una lunga linea retta e tutto il tempo che noi abbiamo è uguale, attimo per attimo, non è vero, ma tutti noi lo sperimentiamo questo. Ci sono dei momenti che ci volano via in un attimo
perché abbiamo delle persone care con cui stiamo parlando, perché incontriamo qualcuno, perché siamo felici e quei momenti lì volano via. Ci sono dei momenti che diventano lunghissimi, pesantissimi, perché stiamo sopportando qualcuno o qualcosa o stiamo vivendo un momento che non ci piace e quel momento lì diventa lungo. Quindi il tempo non è vero che è tutto uguale, non è vero che trascorre sempre con questa linea retta. Il tempo corre, rotola. E i nostri vecchi dicevano che in questo rotolare ci sta un grandissimo insegnamento, perché dicevano che adesso che noi stiamo arrivando al solstizio d'inverno, siamo al momento di massima caduta della luce, al momento in cui tutto sembra perdersi, al momento in cui sembriamo sconfitti in tutto e la luce potrebbe anche non ritornare più e noi andiamo a vivere in un mondo buio. Quindi il massimo della nostra disperazione, se vogliamo, o il massimo della nostra sfortuna o non accettazione delle cose, come succede in tanti momenti della vita. Abbiamo tutti dei momenti in cui ci sentiamo giù, ci sentiamo inadeguati, ci sentiamo non in grado di superare un ostacolo, non in grado di affrontarlo. Ecco, questo è il nostro momento del solstizio d'inverno. E i nostri vecchi però dicevano: assaporalo, osservalo, perché quel momento che stai vivendo di massima disperazione è un momento da cui tu non puoi più scendere, più giù di lì non puoi andare, da lì puoi solo risalire. E come il sole di nuovo ritorna con la luce, di nuovo torna la primavera, anche tu tornerai, uscirai da questa situazione di crisi, di disagio e di problema. Allo stesso tempo però ricordati, come il sole quando arriva al solstizio d'estate, quando è al massimo della sua potenza, quando è al massimo della sua forza, ecco, anche tu un giorno, più volte anche nella tua vita, ti troverai momenti in cui ti senti veramente forte, potente, invincibile, nessuno ti può raggiungere, nessuno ti può vincere. Ecco, ricordati in quel momento che devi essere magnanimo, devi essere buono, devi aiutare tutti coloro che ti stanno intorno, perché da quel momento lì, da quel punto lì, tu non riuscirai più a salire, potrai solo scendere. E quindi come il tempo poi ti porterà a momenti in cui non sarai così forte, non sarai così potente, ecco, tu ti sarai comunque preparato il mondo con la tua gentilezza e con la tua bontà, e qualcuno che ti aiuterà lo troverai di sicuro, perché tu hai aiutato gli altri. Ecco, questi sono dei pensieri, sono dei concetti che noi oggi non ci ripetiamo più, non viviamo più con questa forza, con questa potenza. Non viviamo più neanche l'idea delle presenze che ci possono essere intorno a noi. Noi le cose che vediamo sono quelle che tocchiamo, sono quelle che scorgiamo con i nostri sensi, ma ci sono sensi che non usiamo e ci sono attenzioni che non abbiamo più perché non siamo abituati a cogliere, come dicevano i nostri nonni, con la coda dell'occhio. Perché ci sono cose che puoi vedere solo con la coda dell'occhio. E un attimo dopo, quando volgerai lo sguardo verso quello, non vedrai quello che avevi visto. E ti sembrerà solo di avere avuto un'allucinazione, ti sarà sembrato di forse vedere qualcosa, ma non ne sei sicuro. Oppure arrivare in posti, in luoghi in cui vi sentite benissimo, tranquilli, a vostro agio, vi sentite proprio come se foste in un momento di massima serenità, e di essere in altri momenti in luoghi in cui vi sentite il luogo assolutamente ostile, assolutamente contrario a voi, e vi viene voglia solo di andarvene da quel posto. Ecco, noi non facciamo caso a queste cose. I nostri nonni, come i gatti, avevano una chiara visione dei posti dove ci si sta bene e dei posti dove non ci si sta bene. Come avevano anche una chiara visione di tutto quello che circonda la nostra vita e la nostra essenza, e fa sì che comunque renda molto più pieno il mondo di quello che ci sembra. Noi non concepiamo più l'idea che un grande albero possa avere qualcuno che lo protegge, qualcuno che lo aiuta,
o che questo albero, adesso la scienza sembra che stia scoprendo tutto questo grande mistero delle micorizze, della comunicazione che esiste nelle radici delle piante grazie ai funghi e ai tartufi, per cui le piante fra di loro si parlano e nelle grandi foreste, soprattutto quelle più antiche, ci sia una pianta madre, una pianta che sta al centro e che aiuta tutti, che fa in modo che tutti in qualche possibilità o comunque con un suo pensiero, un suo aiuto, riescano a crescere, riescano ad essere prosperi e le piante possano in qualche modo vivere in tranquillità. Ci sono delle piante che sono al confine della foresta, che quando arriva un nemico, che potrebbe essere un parassita, potrebbe essere un fuoco, ecco, queste piante avvertono tutte le altre che sta arrivando questo. Ci sono delle piante in Africa, sono delle specie di acace che addirittura avvertono le altre piante quando arrivano le giraffe, che voi sapete bene che vanno su molto in alto. Ebbene, le piante più lontane, ovviamente quelle che subiscono l'attacco, lo subiscono e quindi verranno mangiate e verranno rovinate. Però avvertono le altre piante più lontane e queste emettono una secrezione che fa veramente schifo alla giraffa e non mangerà più la pianta successiva. Sono delle piccole cose che a cui noi non badiamo più e noi non pensiamo, come vi dicevo, a queste presenze. Ad esempio non pensiamo che nelle notti del Natale, nelle notti che vanno da Natale all'Epifania, ci possano essere delle presenze che vagano nei nostri paesi. E sono delle presenze che passano sia per insegnare, ma anche per punire. Passano ad insegnare, come poi la Pecta, la Berta, questa entità femminile, il cui significato è comunque sempre di luminosa, di luce, questa Berta che ha insegnato alle nostre nonne a filare, ha insegnato alle nostre nonne ad allevare i bambini, addirittura quando le nostre bisnonne si addormentavano, ecco che loro andavano lì a cullare il bambino perché dormisse, perché restasse comunque addormentato. E però c'erano dei giorni in cui era assolutamente vietato fare qualsiasi cosa. Uno di questi giorni, ad esempio, era la notte della vigilia di Natale, un'altra notte era quella di Santa Lucia. Era assolutamente vietato compiere qualsiasi lavoro, perché il mondo della casa, come anche il mondo esterno, dovevano essere fermi, congelati. Come il gelo era fuori, anche dentro tutto doveva essere immobile. Perché? Perché noi dovevamo in qualche modo pensare, confrontarci o cominciare un po' a fare mente locale sul nostro crescere interiore, sul nostro cammino, su quello che dovevamo fare. E per pensare, per cogliere il senso profondo delle cose che abbiamo nel cuore, dobbiamo per forza fermarci, perché se ci continuiamo a muovere ci concentriamo su quello che facciamo. E questa era la Berta, la Pecta di tutto il mondo germanico, scandinavo. Ma questa era anche la Ledrosega dei paesi di Erto e Casso. E questa ve la voglio raccontare, spero di avere ancora un po' di tempo. E la Ledrosega, diciamo che il racconto, la storia, comincia proprio qui nella notte di Santa Lucia a Erto. Immaginatevi tutto buio, per terra c'è solo l'acciottolato, non c'è nessuno e c'è questa nebbia in cui si vede veramente poco. Ogni tanto la nebbia si sfilaccia, si allontana e un raggio di luna scende giù fino per terra, ma poi la nebbia si richiude e dalla collina piano piano scende una donna, si pensa sia una donna, è tutta imbacuccata, è tutta vestita di nero, avanza, nessuno la sente, nessuno la vede, ma lei arriva nel paese e quando la nebbia si dirada per un attimo, l'ombra di questa donna non fa le stesse cose della donna che dovrebbe essere la sua, fra virgolette, padrona.
l'ombra si muove in un senso e la donna si muove in un altro, e questa donna passeggia e guarda. Attraverso una finestra, vede, attraverso la tenda, vede che c'è una donna nella cucina che sta lavorando a maglia. Guarda, non dice niente e se ne va. Dopo qualche minuto la donna che era in casa sente che c'è qualcosa di strano, qualcosa che non va bene. Allora va a guardare, sposta un po' la tenda, guarda fuori, ma tutto buio, tutto silenzio, non si accorge di nulla. Mezz'ora dopo sente bussare. Chi è lo? Chi c'è? Cosa volete? Sono tua comare, dice la voce. Sono tua comare, ho visto dalla finestra che stai lavorando ancora, vengo a vedere cosa fai, perché a quest'ora ormai è tanto tardi. La donna apre la porta e la comare entra, le dice: ma magari ti do una mano, vediamo se così riesci a finire prima. E sai, non riesco a dormire, questa notte è così strana per me, non ho sonno, allora sto continuando a sferruzzare. Vabbè, ti do una mano, dice la comare. Si siede sempre in cucina di fronte a lei al tavolo, e mentre la comare fa il filo, l'altra sferruzza e va avanti. E mentre continua a sferruzzare guarda la comare e vede che ha lo sguardo arrabbiato, lo sguardo cattivo, c'è qualcosa che non va. E le dice: ma comare, cosa avete? Cosa c'è che non va? No, niente, ma abbiamo ancora tanto da fare, c'è ancora tanto lavoro. Ancora un momento, dai, finisco e poi vediamo un po'. La giovane comunque è sempre più nervosa, capisce che c'è qualcosa che non funziona. E allora a un certo punto, mentre sferruzza, le cade un ferro, le cade sotto il tavolo, allora lei si inchina, ma non ci arriva. Allora fino a un certo punto deve sollevare la tovaglia, va giù sotto e si accorge che la suocera ha 2 zampe che finiscono con lo zoccolo. C'è qualcosa di veramente terribile davanti a lei, fa finta di niente e si alza e dice: guarda comare, vado a prendere ancora un'ultima manciata di lana, così finiamo e dopodiché possiamo andare a dormire. Esce dalla cucina, prende le scale e invece di andare a prendere la lana va su di corsa nella camera dove ha messo a dormire i suoi 2 bambini nel letto, si ficca in mezzo a loro 2, si mette lì con la coperta tirata su, zitta, terrorizzata, e improvvisamente sente: qualcuno sta salendo le scale ma non sta camminando. Improvvisamente la porta si apre con un cigolio e lei vede solo 2 occhi rossi. E questa voce che le dice: per questa volta sei salva e ti è andata bene, perché sei in mezzo a 2 anime che sono anime pure. Sei in mezzo a 2 angeli e questi ti proteggono. Se ti avessi presa in un altro momento ti avrei coperta di botte e fatta soffrire fino all'inverosimile. Non permetterti mai più di lavorare in questa notte. Chiude la porta. Sente la porta di casa che si apre e questa presenza che se ne va. Sicuramente quella donna lì, da quella notte, non ha più lavorato nella notte di Santa Lucia. Vi intratterò su alcuni temi natalizi, alcuni argomenti che ho scelto per illustrare un po' il senso del Natale. Quanto è antico il Natale? Tenete presente che noi lo celebriamo la notte del 24, mentre il solstizio astronomicamente cade il 21.
Come mai questo spostamento? Da secoli, da millenni, il Natale viene celebrato, il giorno del solstizio d'inverno, viene celebrato il 24. Ma quando cadeva il 24? Al tempo in cui i Caldei fecero le prime osservazioni astronomiche. Fissarono con esattezza il giorno del solstizio, lavorando sulle ombre proiettate, lavorando su calcoli che cominciavano dal solstizio di estate, e quindi ritorniamo indietro di circa 5.000 anni. Quando fu fissato con esattezza il giorno del solstizio d'inverno, ovviamente il giorno del solstizio d'estate, perché questi astronomi caldei fecero le osservazioni, ma era ancora celebrato in tempi estremamente più antichi. Quindi noi stiamo praticamente celebrando una festa vecchia probabilmente quanto la capacità dell'uomo di cogliere i segni nell'universo che lo circondano. Natale è la festa del rinnovamento ed è dedicata al fuoco in tutti i suoi aspetti. Questi 5 temi di meditazione cominciano con una prima riflessione. La nostra percezione della realtà è completamente diversa da quella dei nostri antenati. E più andiamo indietro nel tempo, più la divergenza tra quello che noi cogliamo della realtà che ci circonda e quello che invece gli antenati coglievano, questa divergenza si fa sempre più forte. Noi non siamo più abituati a vedere nelle cose che cambiano, si sviluppano, muoiono, le cose transitorie, le esistenze del mondo sublunare soggette a nascita e morte, negli oggetti, nelle esistenze che ci circondano, nei minerali, nelle piante e negli animali, nei fenomeni atmosferici, non siamo più capaci di cogliere l'infinito. Siamo prigionieri della percezione dei nostri sensi che, in quanto sensi legati alla nostra terrestrità, alla nostra humanitas, ci svelano solamente quello che cade nel campo dei nostri sensi. Solamente questo ce lo svelano. Il resto per noi non esiste. Cogliamo gli effetti, ma non siamo capaci di ritornare alla causa. E usiamo ancora parole cariche di un significato ancestrale. Pensate per esempio il termine che noi usiamo per indicare cosmo, universo. Universo, l'etimo di questa parola ci apre un mondo affascinante. È una parola formata da 2 parole, da uno e verso. Verso dal latino versare, versum, vertere, versum, significa tirar fuori, riversar fuori. Quindi universo significa quello che è stato riversato fuori dall'uno, ab uno versum, e anche quello che ritornerà nell'uno, in unum versum. Quindi questa parola universo ci dà una indicazione teologica antichissima. L'universo nella sua materialità, nella sua finitezza, è stato prodotto dall'uno. Quindi la molteplicità delle cose che ci circondano in realtà sono tutte riconducibili a una sola causa e alla fine dei tempi torneranno in questa origine. Qual è questa origine? I greci parlavano del fuoco, il fuoco sempre vivente, ma ci ritorneremo. Il mondo, nel latino mundus significava ordinato, pulito, terso. Ma il mundus era anche il beauty case della donna romana, dove la donna romana aveva dentro le sue ciprie, il neretto per lo stibium per le sopracciglia e i cosmetici che si usavano un tempo. Che strana cosa.
Perché quando si parla del mondo si parla di bellezza, ma si parla anche di un belletto, di un qualche cosa che è un'aggiunta. In realtà la realtà materiale è il belletto, il trucco che l'infinito mette su se stesso, perché l'infinito non è visibile, non è udibile, non è percepibile. E diciamo è nato quando si incarna nella materia, diciamo è morto quando disanima la materia e torna lo spirito da dove era venuto. Il greco cosmos è uguale, significa ordinato, ma quando voi andate a comprare il belletto andate nei negozi di cosmetica. Quindi la realtà è un'apparenza leggiadra di una vita che non siamo capaci, di un potere che non siamo capaci di afferrare perché sta al di là dei nostri sensi. Ricordo una volta sulle Ande uno sciamano che era cieco fino dalla fanciullezza, era attrappito su se stesso, sembrava una mummia. Cieco ma veggente, vedeva al di là delle apparenze fisiche, indovinava le cose con certezza, leggeva il passato, insomma un uomo dotato di un potere molto, molto efficace, molto effettivo. E io come antropologo un giorno gli chiesi quello che voi chiamate il mondo invisibile, il mondo del potere, il mondo che non vediamo, come me lo può spiegare? E c'era un mio operaio che sentiva, si era portato una radiolina a transistor e sentiva della musica. E il maestro mi disse, dica a quell'uomo che spenga la radio. Feci spegnere la radio, rimase in silenzio. Io rimasi in silenzio, pronto col mio taccuino a scrivere quello che poi mi avrebbe detto. Pensavo che la radio l'avesse infastidito. Passa qualche minuto e mi dice faccia riaccendere la radio. Faccio riaccendere la radio, mi guarda, cioè non vedeva, comunque si gira verso di me e mi dice dottore, quando la radio era spenta, dov'era la musica? Cioè la musica esiste indipendentemente dalla radio. La radio è un mezzo per poterla captare. Le nostre radio non sono sincronizzate per poter captare quello che non vediamo. Ma quello che non vediamo esiste. Per fare un esempio, questa antica sala adesso è piena di suoni, di immagini. Se ci avessimo una televisione o un televisore o ci avessimo una radio, potremmo sentire e vedere. Quando la radio è spenta, cioè quando tu non sei capace di vedere le cose, dove sono le cose? Non è che non esistono, esistono, ma non le vedi. Capacità di vedere nel finito l'infinito, nel transitorio l'eterno, in termini fideistici, nella creazione vedere il creatore, l'immagine del creatore. Nei suoi salmi Davide diceva cieli e narrant gloriam Dei, i cieli narrano, manifestano la gloria del creatore, la gloria di Dio. Ed è logico che l'universo, i cicli, le manifestazioni dell'universo, il sole, la luna, le stelle, la folgore, il vento, eccetera, erano manifestazioni di uno spirito dell'invisibile, erano manifestazioni divine. Questo noi l'abbiamo perso di vista. Una delle ultime testimonianze di questa capacità di vedere al di là della realtà materiale ce la dà il Cantico delle Creature di San Francesco, dove lui dice testualmente, parlando dell'universo, che dell'Altissimo porti significazione. Significazione in senso latino, signum facere, il significato dell'universo, che l'universo è la realtà materiale cristallizzata, il segno tangibile della presenza divina. Questo noi, avendolo perduto, ovviamente le feste non possiamo cogliere il significato profondo e non le celebriamo con quella intensità e con quella profondità con la quale erano celebrate dai nostri antenati. E quindi non ci accorgiamo con la stessa intensità di che cosa significhi
un ciclo naturale, in questo caso, nelle nostre latitudini, il ciclo dell'anno, in cui ci sono dei momenti importanti, 4 per l'esattezza: equinozio di primavera, solstizio d'estate, equinozio d'autunno e solstizio d'inverno. Nei 2 equinozi il giorno e la notte hanno la stessa durata. Nel solstizio di primavera, d'estate è il giorno più lungo dell'anno, e nel solstizio d'inverno è il giorno più corto. E qui finisce. Ma per gli antichi no. La liturgia era la capacità di santificare, di sacralizzare il visibile, il ciclo dell'anno. Se voi guardate per esempio la vita di Cristo, è tutta basata sul ciclo dell'anno. L'annunciazione a Maria avviene in prossimità dell'equinozio di primavera. Ora, siccome gli ebrei calcolano l'equinozio in base alla luna, c'è uno spostamento sia dell'annunciazione che della Pasqua, ma idealmente cade il giorno dell'equinozio di primavera, quando il sole entra nel segno d'Ariete, che è un segno di fuoco. Concependo e partorendo in verginità, Maria comunque sottostà al tempo normale di una gestazione di qualunque donna, che sono 9 mesi. Se all'equinozio di primavera aggiungete 9 mesi, arrivate esattamente al solstizio d'inverno, al Natale, il giorno in cui Cristo nasce. Si incarna e diventa visibile nella figura del bambino, nella realtà materiale del figlio dell'uomo, del bambino. Quando muore Cristo? A Pasqua. Ma quando cade la Pasqua? Esattamente ancora una volta nel solstizio, nell'equinozio di primavera. Segno importante perché nell'antichità occidentale, l'anno iniziava quando il sole entrava nel segno d'Ariete, segno di fuoco, segno di inizio. Noi ancora abbiamo dei fossili nel nostro calendario. Adesso siamo nel mese di dicembre. Dicembre riporta il numero 10, ma non riferito a gennaio, perché riferito a gennaio siamo al 12. Noi diciamo dicembre perché questa nomenclatura ricorda l'anno fondato da Romolo, che iniziava all'equinozio di primavera. E così novembre, ottobre e settembre. Sono i nomi dei mesi quando l'anno di 10 mesi iniziava all'equinozio di primavera. All'equinozio di primavera a Roma veniva rinnovato tutto. Venivano rinnovati i fuochi delle vessali, il fuoco sacro di Vesta veniva spento e riacceso. Le case erano adornate di rami d'alloro verdi, i templi tutti adornati dall'oro che indicava il sole, la gloria del sole, perché l'alloro è sacro ad Apollo, il quale sappiamo si chiamava Febo, si chiamava Helios, era il dio del sole per eccellenza, il dio della luce, chiamato anche Lichios. A sua volta l'anno, il nostro anno, riporta a un anno diverso, riporta al grande anno. Il grande anno è il ciclo completo che dura più di 25.000 anni, in cui l'asse terrestre sotto la forza congiunta del Sole e della Luna compie una rivoluzione totale. Il grande anno era conosciuto dagli antichi. Ne parla Platone, ne parlano i Caldei, ne parlano i Greci, ne parlano i Persiani, ne parlano gli Indiani, il grande anno. E allora, alla fine dell'anno, che succede? Alla fine dell'anno, l'anno ritorna al caos iniziale. Questo succede nel ciclo dell'anno solare e succede anche nel ciclo dell'anno, perché l'anno solare è simbolo del grande anno, quando il mondo finirà.
Questa idea è ancora in Dante Alighieri, che fa iniziare l'anno all'equinozio di primavera, quando tutti i pianeti sono allineati nel segno d'Ariete, segno di inizio. Ariete perché l'Ariete è l'animale che simboleggia il fuoco celeste. Che succede alla fine dell'anno? Da Santa Lucia a fine dell'anno. Il mondo torna virtualmente nel caos originale. Quando parliamo di caos, oggi diciamo è un caos, c'è traffico, è un caos, ma il senso antico di caos era semplicemente vuoto, quando le cose non esistevano. Erano tutte presenti nella mente del creatore, ma non erano ancora realizzate come forma. Quindi caos è la possibilità iniziale. E nel caos ci sono potenze buone e potenze cattive. C'è l'impeto della vita e c'è la presenza della morte. E quindi il caos è buono e cattivo. Ecco perché la notte di Natale, per esempio in Umbria, dove io vivo e lavoro, per andare alla messa di mezzanotte, fino a qualche anno fa, ma ancora qualcuno lo fa, si lascia il fuoco acceso, si mette la scopa dietro le porte per non far entrare le streghe. Perché queste notti dell'ultimo dell'anno sono il ritorno al caos primordiale, che non è la fine del mondo, è la fine di un ciclo, ma sono cariche di mistero. Sono cariche di mistero. E forze incontrollate girano nel mondo degli uomini. Il nuovo sole le metterà a tacere, le vincerà, ma questo succederà dopo il solstizio d'inverno. Questo ritorno al caos veniva poi anche celebrato, ad esempio, negli usi culinari. Voi sapete che a Natale si fa la famosa pasta di magro. Ecco, la pasta di magro di Natale, no? La vigilia di Natale non si mangia carne. Nelle nostre montagne si fa la pasta di magro. Ma io come antropologo cerco i segni delle usanze. La donna contadina faceva sempre e comunque la pasta sulla tavola di faggio, la pasta fatta in casa. Che usasse le uova o semplicemente l'acqua e la farina, la pasta la si faceva sempre a casa. Tranne la notte di Natale, che la pasta bisognava comprarla allo spaccio dal droghiere, si vendeva sfusa, a peso. E si usava anche la conserva di pomodoro. Si comprava a cucchiaiate la conserva di pomodoro. E si usavano le alici, chi ci aveva qualche, ma neanche soldi, perché c'era il baratto. Per esempio, una cucchiaiata di conserva veniva ceduta dal negoziante in cambio di 2 uova. E le madri dicevano alla figlia: mamma, compra 2 uova di conserva. Questa andava e comprava 2 uova di conserva, c'era una cucchiaiata di legno di conserva che veniva poi sciolta con l'acqua, ci mettevano dentro delle alici e si faceva la pasta di magro. Allora, pasta comprata, pomodoro, un'alterità culinaria, alici che in montagna non ci sono o tonno che in montagna non c'è, dimostra come la pasta di Natale è un'usanza importata dalla città. I nostri vecchi lo sanno molto bene e sebbene non rifiutino il piattino di pasta, l'assaggio di pasta a Natale, vogliono celebrare il Natale come lo celebravano i loro antenati. E come lo celebravano? Con una zuppa di legumi. Che siano fave secche, che siano fagioli, che siano lenticchie o che siano ceci, la notte di Natale vanno mangiati i legumi. Ma da dove hanno preso questo costume? Perché i legumi? Secchi, perché siamo nel centro dell'inverno. L'hanno preso dagli antichi romani, i quali a loro volta l'hanno preso dalle popolazioni che li hanno preceduti. Perché il seme è simbolo fausto d'inizio, ma è anche consacrato ai morti, perché il seme se non muore non nasce. Quindi gli ultimi giorni degli anni sono consacrati agli antenati. In loro onore si mangiano i semi, ma si mangiano i semi anche nell'idea del ritorno. Questi semi che noi mangiamo ci danno l'idea che la morte non è effettiva, non è finale, è solamente transitoria, perché i semi a primavera rinasceranno. La zuppa dei cereali è
un piatto ereditato dai Saturnali dell'antica Roma, quel periodo di festa che veniva fatto alla fine dell'anno quando il mondo tornava virtualmente nel caos. Allora gli schiavi si sedevano a tavola e i padroni li servivano. Venivano fatti dei dolci speciali, venivano mangiati i semi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi perché i semi sono sacri a Saturno. E Saturno chi era? Il latino Saturnus, da Sator, significa seminatore, è il dio che insegnò agli uomini l'agricoltura, cioè l'arte di piantare i semi per farli nascere. Quindi Natale è sempre e comunque una festa di rinnovamento. E veniva celebrato con questo spirito. Da quando veniva celebrato? Probabilmente da quando gli uomini rimasero colpiti dai fenomeni naturali, i vulcani, il fuoco della Folgore, gli incendi che d'estate devastano ancora prima della scoperta del fuoco probabilmente. Non c'era ancora il Natale celebrato nel giorno del solstizio, ma c'era sì l'idea che il fuoco rappresentasse il divino. Gli indiani, l'antica Persia, vedevano nel fuoco il potere di Dio. Perché nel fuoco? Perché il fuoco è l'elemento che trasforma, è l'elemento che crea, è l'elemento che riscalda, che dà la vita ma nello stesso tempo la distrugge. Ed è così che nell'antichità il potere divino era simboleggiato dal fuoco. In India Agni. Come nasce Agni? Dalla notte primordiale, prima che le cose esistessero, Dio viveva il principio divino, viveva immerso in una tenebra, che per noi è tenebra perché non era ancora stato creato nulla, decise di creare il mondo e dentro di sé si divise virtualmente in padre e madre del creato. Nell'unità divina avvenne una polarizzazione, un pensiero che fecondò la materia prima. Questo pensiero che fecondò la materia prima è simboleggiato dal fuoco. Dio pensa l'universo, lo architetta nella sua mente e poi lo manifesta nelle forme sensibili. Quindi la creazione passa attraverso 3 fasi, tutta la creazione, fino alle Sacre Scritture, fino alla Bibbia, si articola su 3 fasi. Il silenzio primordiale, quando non c'era ancora né la luce né la vita così come la conosciamo. Il pensiero divino che decide di formare l'universo, la fecondazione delle acque primordiali, simbolo femminile, la parola di Dio nella Bibbia si presenta come luce e suono, che il mondo sia fiat lux, e la luce e la parola insieme fecondarono le acque primordiali. E Dio dentro di sé è maschio e femmina, il creatore, è maschio e femmina. Tant'è vero che se si legge la Bibbia nell'originale, la Bibbia non dice che Dio creò il mondo, usa un verbo che significa partorì. Dio partorisce il mondo. Nella sua unità, la materia prima sta dentro di lui, il pensiero creatore sta dentro di lui, il disegno del mondo nella sua mente e lo realizza. Non prende nulla fuori di lui. Dio partorisce il mondo. Quando il buon San Girolamo dovette tradurre la Bibbia in latino, che veniva letta da un'elite culturale romana, questa idea del parto era piuttosto, strana per le orecchie di un mondo romano educato poi alla filosofia greca, eccetera. E lo tradusse creavit ex nihilo, creò dal niente. Ma dal niente non esce fuori nulla. Quindi è un niente riferito al fatto dell'invisibilità, della non materialità, del pensiero. Ecco, il greco usa un termine adeguato. Il Vangelo di Giovanni 1:1, tradotto in latino, dice: in principio erat verbum, al principio era la parola, et verbum erat apud Deum, e il verbo era presso Dio, era in Dio.
Al greco basta semplicemente dire enarché, nel principio en era o logos, perché il greco logos significa pensiero e parola. Attenti alla differenza. Il latino dice era la parola, ma la parola presuppone un pensiero. La parola è espressione di un pensiero. Il greco col suo logos dice esattamente questo. Attenti alle conseguenze. In principio era la parola non ancora espressa, il pensiero del Padre, che diventa parola nel Figlio, perché il Cristo è la parola del Padre. Questo solamente in una lingua sacra come il greco si può cogliere. In principio era il silenzio, ma un silenzio in cui c'era il pensiero divino che poi diventa parola. Questo avviene nella storia della redenzione, perché Cristo rivela il pensiero del Padre, traduce la parola del Padre che diventa fonte di vita e di salvezza, ma questo è anche una parte del mito cosmogonico. Dio pensa in sé. Questo vale per tutti i popoli. Pensate che nell'antico Messico, quello che si è potuto salvare dal grande naufragio di questa antica civiltà, quello che gli spagnoli, i primi spagnoli coscienziosi, soprattutto un francescano, Bernardino de Sahagún, che imparò perfettamente la loro lingua e lasciò un trattato antropologico incredibile sull'antico Messico, racconta il mito di fondazione dell'universo. È interessante, sentiamolo. Quando ancora non c'era il tempo, perché il tempo esiste nel momento in cui esiste la materia, prima c'è solamente l'eternità, un'eternità non intesa come tempo all'infinito, ma come assenza di tempo, eterno presente. All'inizio, quando ancora il tempo non c'era, esisteva un principio divino che si chiamava Ome Teotl. Teotl significa Dio, Ome significa due, doppio. Dio doppio nella sua unità. A un certo punto decise di creare il mondo e dentro di lui divenne maschio e femmina. Divenne Ometekutli, il Dio doppio nella versione maschile, e Omechiuatl, la dea, il Dio doppio nella versione femminile. Si autofecondò. È come se tutto avvenisse all'interno di un uovo. Ecco perché le antiche cosmogonie in India e in Grecia usano il simbolo dell'uovo, nel quale la vita è in gestazione ed è invisibile fino a quando il pulcino non rompe col becco il guscio dell'uovo. Cioè finché la creazione non appare nella sua forma materiale non ci rendiamo conto di tutto quello che è successo prima. Festa del rinnovamento, festa del fuoco, ma il fuoco non inteso come fiamma, ma inteso come metafora, elemento fecondante, elemento eterno. Eraclito, riprendendo una sapienza molto più antica di lui, già presente nei testi indiani formulati nel secondo millennio avanti Cristo, nei Veda, interessante i Veda, Che significa Veda? È la scrittura sacra degli indiani, ma Veda che significa? La scrittura di quelli che hanno visto. In greco sapere si dice voida, che significa vedere e sapere. Cioè tu sai nel momento che hai visto. Quindi i Veda sono stati scritti, i libri sacri sono stati scritti dai saggi che realmente hanno avuto esperienza del divino, hanno visto, sono stati visitati dal divino e hanno scritto. Bene, nei Veda si parla di questo fuoco quintessenziale eterno, personificato da una divinità che è Agni, latino ignis, il fuoco. Eraclito, riprendendo il pensiero antico, parla di un fuoco sempre vivente che si espande e ritorna su se stesso, si allarga, si restringe secondo misura. Usa una metafora. L'espansione del fuoco è la manifestazione dell'universo. Il ritirarsi del fuoco è la fine dell'universo, che apparentemente finisce, ma finisce nella sua materialità perché ritorna nel fuoco primitivo, primigenio, nella mente di Dio che l'ha creato. Quindi ritorna, riprende forza, si ringiovanisce in creazioni cicliche. I cicli di creazione e distruzione del mondo si avvicendano.
Alla fine del mondo, il mondo finirà in un'enorme conflagrazione universale che i greci chiamano ekpirosis, che non è la fine di un ciclo, perché riportato nel cuore divino il mondo riprende forza e viene rigenerato in successivi cicli. Questa è l'idea fondamentale. Ma questo fuoco divino serve solo riguarda solo la generazione del mondo? Assolutamente no. Il fuoco divino riguarda tutto ciò che vive, è l'essenza delle cose vitali, è l'anima delle cose vitali, è il calore del sole, è il calore del nostro sangue, è il sapore e la capacità vitale racchiusa negli elementi, è la potenza germinante delle piante. E tutto quello che anima il nostro universo, si usa questa metafora del fuoco. E per questo il fuoco, il nostro fuoco, era considerato sacro. Anticamente il cuore della casa era il focolare. Quando la casa era una capanna, fatta praticamente a volte di paglia, di legno, una forma precaria, il focolare era al centro. Anche tra i Celti il focolare era al centro e nella Roma antica il focolare era al centro della capanna rotonda. Ma era solo il luogo dove si cucinava? Assolutamente no, era l'altare domestico. Perché un romano non avrebbe mai cominciato a mangiare senza aver offerto qualcosa dei suoi cibi, una piccola porzione dei suoi cibi, al fuoco. Ma lo offriva veramente al fuoco? No, lo offriva a quello che il fuoco simboleggia, lo offriva alle anime dei penati, che erano le anime degli antenati che si riunivano intorno al fuoco e partecipavano invisibilmente al convivio. A tal punto era sacro il focolare che il sacerdozio più importante della Roma antica, ce lo dice Cicerone, che apparteneva al collegio degli Acuri e che queste cose le sapeva bene, il sacerdozio più importante senza il quale Roma sarebbe finita è il sacerdozio delle vestali. Quindi la custodia di un fuoco sacro affidato a delle vergini. Il massimo sacerdozio romano era questo. E i romani erano convinti che non era tanto il valore dei suoi legionari a vincere le guerre, ma le preghiere delle vestali. Quindi al culto massimo di Roma erano addette delle donne. Perché vergini? Perché il fuoco vuole una presenza virginale. Fra le altre cose Roma era molto contraria al celibato. C'erano delle tasse, Augusto mise delle tasse pesanti per chi non si sposava in tempo e non faceva figli. Ma nel caso delle vergini vestali questa loro consacrazione al fuoco imponeva loro 30 anni di verginità assoluta, non solo nel corpo ma anche nella mente, perché la vestale doveva essere pura nel corpo e nella mente. E che significava il fuoco di Vesta? Ce lo spiega Plutarco, uno storico greco molto attento alla parte spirituale. Dice che quello che le vestali venerano non è tanto il fuoco che arde sull'altare, ma che questo fuoco è immagine del principio supremo, del fuoco che tiene in piedi il mondo, che ha creato il mondo, che lo sostiene. Ecco, questo fuoco veniva tenuto perennemente acceso, spento e ritualmente riacceso il giorno dell'inizio dell'anno che cadeva nella prima parte di marzo, in prossimità dell'equinozio di primavera. Abbiamo parlato della vita di Cristo, abbiamo visto che l'annunciazione, quindi la fecondazione, come avvenne la fecondazione? Ecco, i pittori degli affreschi tra il 3 e il 400 rappresentano Dio Padre che si affaccia dalle nuvole, in atto di benedire, dalle sue mani esce un raggio di luce, viene proprio dipinto questo raggio di luce in giallo, sul quale vola una colomba che è lo Spirito Santo, e questo raggio di luce tocca l'orecchio di Maria. Fecondazione per aurem, attraverso la parola feconda Maria. Quindi questo fuoco eterno entra in Maria e la feconda.
Ovviamente il fuoco del nostro focolare era simbolo dell'unione della famiglia. Che si faceva attorno al fuoco? Questi pastori, contadini, anche i nostri, stavano poco a casa, tranne d'inverno, ma la sera sempre intorno al fuoco. Il fuoco era il momento in cui si pregava, era il momento in cui si stava insieme, il momento in cui i vecchi raccontavano le storie che formavano i giovani. Il fuoco era il punto di educazione familiare. Ed era talmente sacro nell'antichità che Catone, uno dei grandi conservatori della memoria antica di Roma, del Mos Maiorum, della tradizione romana, diceva nel suo trattato De Agricultura, sull'agricoltura, diceva alla massaia romana, alla donna romana, alla madre di famiglia, si raccomandava la sera prima di andare a dormire di tenere pulito il focolare. Qualcuno potrebbe pensare perché poi di notte chiaramente una scintilla, non era solo per questo, andava tenuto netto, pulito, perché quando i viventi andavano a dormire e si concedevano il riposo notturno, di notte intorno al focolare si riunivano le anime degli antenati. Quello che prima diceva Paolo, tornavano a far visita alla famiglia. E questo succedeva ogni notte. E poi diceva ancora Catone, mi raccomando, diceva la donna romana, nei giorni importanti del mese, quindi le calende, le none e le idi, i 3 momenti importanti del mese romano, tieni sempre una corona di fiori appesa al focolare. Attenti, questo è molto importante perché fa vedere come l'alimentazione, il riscaldamento non erano semplicemente questioni materiali, erano atti liturgici. Quindi l'accensione del fuoco. Il fuoco anticamente era sempre acceso. Dice un vecchio proverbio abruzzese, ve lo traduco fuori dal dialetto, nella casa il fuoco non si spegne mai. Perché la sera prima di dormire si metteva una coltre di cenere sulle braci, la mattina si levava la cenere, si metteva qualche legnetto, si soffiava e il fuoco riprendeva. Quindi quest'idea del fuoco sempre vivente veniva trasferita dal mondo della teologia al mondo della vita familiare. Che rappresenta quindi il Natale? Rappresenta la nascita di questo bambino che incarna il fuoco, incarna il potere creatore, ma il fuoco è anche luce. E se noi leggiamo la genealogia di Gesù, c'è il fuoco della tribù di David, ma del ramo di Jesse. Jesse in ebraico è il fuoco del cielo. Fuoco del cielo. Ancora una volta il vecchio simbolo torna nella nostra dottrina, nel nostro mito di fondazione. Che cos'è un mito, ragazzi? Non è una leggenda. La leggenda è una storia inventata. Il mito è una storia sacra, fondante, una storia che spiega e che serve da modello. Questo è il mito. In greco mythos significa 2 cose, discorso e filo. Che c'entra il filo? Il filo da cucire col discorso. Perché il greco è una lingua così ricca? Avete mai visto un vocabolario greco, una bestia di queste dimensioni? Come mai uso una parola per 2 cose così diverse? Non sono diverse. In apparenza sono diverse, ma non lo sono, perché la storia sacra ricongiunge il visibile all'invisibile, ricongiunge l'uomo a Dio. E quindi è un discorso che serve da filo, da ricongiunzione. E se vedete l'etimologia di religione, siamo ancora in quest'ambito concettuale. Religione è formata da 2 parole, è formata da un prefisso re, che significa di nuovo, e la seconda parte dal verbo ligari. Religione è rilegare, riunire di nuovo quello, ma se bisogna riunirlo di nuovo significa che si è spaccato, che si è scisso, in effetti. La prima unione naturale tra uomo e divinità, che nella Bibbia è simboleggiata da questo camminare, passeggiare insieme col primo uomo da parte di Dio nel giardino dell'Eden, è presente in tutte le tradizioni. Nell'età dell'oro l'uomo era naturalmente unito al divino. Non esisteva ancora la religione perché non c'era bisogno di rilegare qualcosa che era già unito. Non esisteva il sacerdozio perché l'uomo era naturalmente sacerdote. Poi, siccome la tradizione postula una degradazione, una involuzione, poco a poco l'uomo ebbe bisogno del sacerdote.
E chi istruì i sacerdoti? Che cos'è la tradizione? La tradizione viene tramandata dall'alto, è come il passaggio di un fuoco, di una fiaccola che passa da mano in mano, una fiaccola che non si spegne, che come nella maratona passa di mano in mano fino ad accendere il fuoco sacro. Il termine tradizione è un termine molto importante, non va confuso con costume. Il tè delle 5 o la cravatta nelle occasioni importanti, insomma, quando si va in giro, sono costumi, non è tradizione. La tradizione è un'altra cosa, è il passaggio di una verità, è il passaggio di una visione del mondo. E questo trans latino è molto importante perché tradere in latino significa tramandare. Tradizione, tradizio, è l'aggettivo verbale, è il sostantivo verbale che viene da tradere, quello che viene tramandato. Ma attenti alla prima parte. La prima parte è trans. E il latino trans che significa? È molto interessante. Significa attraverso e oltre. Attraverso e oltre. Quindi la tradizione viene trasmessa oltre noi, perché ci viene data da chi è vissuto prima di noi, ci viene trasmessa, la trasmettiamo nel futuro, ma in questa trasmissione passa attraverso di noi e si carica, si tinge delle nostre valenze. Ci sarà l'artista allora che vive la tradizione d'artista, ci sarà l'artigiano che la vive da artigiano, ci sarà il poeta che la vive da poeta, il guerriero che lo vive da guerriero e così via, il saggio. La tradizione passa attraverso la persona, va oltre la persona, viene da noi, da prima di noi e va oltre noi. Ma tornando indietro nel tempo, chi ha inventato la tradizione? Nessun uomo ha inventato la tradizione. La tradizione è stata rivelata, quindi all'inizio della tradizione c'è sempre una rivelazione. Questo vale per il cristianesimo perché Cristo rivela il pensiero del Padre e ancora prima di Cristo le verità vengono rivelate per bocca dei profeti. In Grecia il fuoco celeste, Apollo, parla per bocca di una sibilla, interessante questo, una sibilla. Attenti, non c'erano i sibilli in Grecia, c'erano le sibille, perché il mondo antico riconosceva alla donna un'innata propensione, capacità di aprirsi verso il mistero, la donna come mediatrice del sacro, la donna come veggente. Quindi, il divino si manifesta e la tradizione viene manifestata da Dio ai primi uomini. Vediamo un caso, abbiamo visto conosciamo tutti, no? la tradizione cristiana, ma vediamo in altre tradizioni. Il Vangelo di Giovanni dice che all'inizio era il pensiero del Padre, il pensiero del Padre divenne parola nel Figlio, quindi il Padre parla agli uomini. Prendiamo un testo molto più antico, 2000 avanti Cristo come formulazione, poi scritto più tardi, ma la formulazione è questa. Racconta questo testo indiano, il Rig Veda, che agli inizi dei tempi, Dio creò il primo uomo e fin qui funzionò come padre, perché il padre crea un figlio. Ma il padre non deve solamente creare il figlio, lo deve educare. Quindi dopo aver creato il figlio, il padre per amore ruppe il suo insondabile silenzio e divenne parola. Quindi Dio divenne parola. Nella lingua sanscrita, antica lingua dell'India, diventa Vak, latino vox. Il mistero si rende visibile, audibile nella parola di Dio. Questa parola di Dio a chi parla? Ai primi uomini. Abbiamo visto prima che erano naturalmente uniti a Dio, quindi erano veggenti. Le basi della tradizione quindi vengono rivelate e poi tramandate da uomo a uomo. È come se un fuoco venisse acceso da un fuoco e passasse di mano in mano attraverso gli uomini. E di questo fuoco poi, qual è una delle cose importanti del fuoco nel simbolismo antico? Fuoco generatore. E con questo arriviamo all'ultimo momento, penultimo momento di meditazione. Ma il sole che noi vediamo, che veniva adorato anticamente dagli antichi come Dio, era il Dio supremo?
racconta un fatto che gli spagnoli raccolsero in Perù. Racconta la tradizione peruviana che un giorno uno dei grandi Inca conquistatori, ora gli Inca erano, che cos'era l'Inca? Innanzitutto non fate caso alla Treccani che non sa niente di queste cose, non era solamente il capo di un impero. Inca, il verbo ca significa essere, in significa potenzialmente, potenza dell'essere. L'Inca rappresentava nel mondo degli uomini l'archetipo dell'uomo re sacerdote, era re sacerdote, era l'uomo perfetto, perfetto nei limiti della perfezione umana, che sempre qualche cosa di imperfetto c'è, ma tra gli uomini, tra i mortali, era virtualmente il più perfetto, era uomo e sacerdote Inca, in cui c'era la pienezza dell'essere, questo era l'Inca. Bene, raccontano di un Inca grande conquistatore che un giorno viene colto dal dubbio, perché gli Inca dicevano di essere figli del sole. Inti era il sole, Intip del sole, Ciuri, Intip Ciuri, figli del sole. E un giorno questo Inca chiede al sacerdote supremo: ma questo nostro sole, che è nostro padre, non riposa mai. Anche l'ultimo dei nostri lavoratori, contadini, la sera si concede riposo, di notte dorme. Il nostro sole viaggia nel mondo degli uomini, poi quando tramonta illumina il mondo dei morti, non si ferma mai. Perché questo sole nostro non si ferma mai? Tanto che gli antichi Inca nelle loro preghiere il sole lo chiamavano Walpai Wana, lavoratore instancabile. Ma l'Inca diceva: come un re, un dio non dorme mai. E il pontefice Massimo gli rispose: figlio del sole, quello che tu vedi e chiami padre è il sole visibile, ma c'è un sole che non vedi, che ha acceso tutti i soli e tutte le stelle. Quindi anche gli Inca avevano l'idea di un principio luminoso che non vediamo e che si manifesta attraverso il sole. Il penultimo tema di meditazione è la grotta. Quando si fa il presepe, ci sono due modi di fare il presepo. Una con la capannuccia, come diceva lei prima, anticamente trasmessa da madre a figlia, eccetera, eccetera. Un presepe legittimo, perché il bambino viene messo in una mangiatoia, quindi in una sala. Ma vanamente cercherete nei Vangeli che vengono letti in chiesa, i sinottici, la presenza della grotta non c'è. Nei Vangeli apocrifi la Madonna partorisce in una grotta. L'apocrifo è un Vangelo al quale non viene riconosciuta la massima verità, ma non è falso, contiene germi di verità. Eppure questo Vangelo, che non viene letto nelle chiese, che non viene letto in chiesa, è lo pseudo Vangelo di Matteo, pseudo Matteo viene chiamato, quando narra della nascita di Cristo, la racconta in questo modo. Vi risparmio il testo latino e ve la spiego in italiano. Arrivata al momento del parto, nell'imminenza del parto, quando la Vergine era già colta dalle doglie, e un angelo prese il suo asinello sul quale lei viaggiava, lo fermò e gli disse di scendere. E la condusse in una spelonca sotterranea, in cui non era mai entrato il sole, in cui c'era solo tenebra da sempre. Nessuno era entrato, in nessuna luce, nessun raggio di sole era entrato in quella spelonca sotterranea. Parla proprio di spelonca sotterranea. Come la Vergine mette il primo passo nella grotta, la grotta si riempie di luce, di calore, di luce, e diventa un posto accogliente. Lei partorisce in questa grotta. Dopo 3 giorni, racconta lo pseudo, il Vangelo apocrifo, prende il bambino e lo trasporta in una stalla, in una mangiatoia dove c'era un buon asinello. Quindi il presepe avviene in 2 momenti: nascita in una grotta e poi i primi giorni di vita trasporto in una mangiatoia, ma la nascita è in una grotta. Ma perché? Come mai la grotta? Per noi la grotta è un posto poco raccomandabile, è un posto dove fa freddo, c'è buio,
Ma anticamente la grotta era un luogo sacro, era simbolo del cuore. La grotta era simbolo del cuore. Quindi il fatto che Maria partorisce in una grotta travalica la storia cristica, e Cristo è nato una sola volta per sempre e una sola volta in un posto fisico, ma può rinascere ancora nel nostro cuore. Il senso, l'interiorizzazione del Natale. Il Natale può avvenire in qualunque momento, anche fuori del Natale, quando l'anima è abbastanza pura da essere fecondata di nuovo dallo Spirito Santo. Allora non nascerà il Redentore, ma nascerà dentro di noi l'immagine del Cristo. Ecco che significa la fecondazione in una grotta. E i Vangeli apocrifi attingono a un passato simbolico infinito, perché il giorno del Natale è chiamato così, Dies Natalis, cioè giorno del Natale, perché a Roma si celebrava la nascita di Mitra. Era nato Mitra. Mitra è il dio dell'ordine cosmico, il difensore del rito, della legge cosmica. Dove nasce Mitra? In una grotta. Il dio del fuoco indiano, Agni, dove nasce? In una grotta. Quindi la grotta rappresenta la cavità del nostro cuore, dove il mito diventa realtà. Quindi la storia del Natale viene trasportata da un momento storico, la nascita di Cristo, a un momento metastorico. Può succedere dentro di noi il ritorno a Natale sempre che la nostra anima acquisisca quella verginità, quella potenzialità virginale, quella purezza per cui lo Spirito Santo la può fecondare. Per dare che cosa? La cognizione della verità, la saggezza, la libertà che nasce dalla verità. Ecco perché Cristo nasce in una grotta. Rimane da vedere come mai questa nascita virginale. Ecco, questa è una cosa estremamente interessante, la nascita virginale. Nel dogma cristiano Maria concepisce essendo vergine e partorisce rimanendo vergine. Apparentemente questo avviene solo tra di noi? Assolutamente no. Avviene anche in altre tradizioni. In India, ad esempio, il dio del fuoco nasce da Madre Vergine, la quale viene fecondata da un raggio di luce che esce dal becco di un uccello, che è una delle manifestazioni del dio della sapienza, Ganesha. Il dio della sapienza si manifesta o come sparviero, Siena è il nome indiano, o si manifesta come elefante bianco. Nel caso più antico di Agni, siamo nel primo millennio a.C., quando viene concepito il Rig Veda, nasce da una madre vergine. Ma la cosa importante è che il padre putativo di Agni si chiama Tvashtri, che nell'antico indiano significa falegname, figlio del falegname. Chi ha copiato da chi? Nessuno ha copiato da nessuno. Tvashtri si può tradurre in latino con faber, che è anche il falegname, ma è anche il fabbro, è quello che lavora la materia. E allora come mai questa storia che un bambino figlio del falegname? Perché figlio del falegname? Ma Tvashtri è anche il nome del Dio che tesse l'universo, che gli dà la materialità. Negli antichi c'era un doppio senso del concepimento. L'unione sessuale dell'uomo e della donna non garantiva la nascita di un figlio dell'uomo, cioè di un bambino. Bisognava che la donna fosse posseduta spiritualmente dal fuoco divino. Ecco allora che noi troviamo in uno degli inni dei Rig Veda questa frase, questa molto bella, molto espressiva: lo sposo si congiunge alla sposa visibilmente, ma non vediamo il fuoco Agni che volando da infinite distese penetra l'utero della sposa e la feconda. Quindi c'è una fecondazione materiale che avviene attraverso il seme, alla quale gli antichi non davano neanche tanta importanza, non era sicuro che sapessero che la fecondazione fosse legata al seme, ma c'è sicuramente una fecondazione che avviene attraverso un seme spirituale, e questo seme spirituale viene chiamato fuoco. Come il raggio di luce feconda Maria, il soffio di Dio, lo Spirito Santo feconda Maria, così nelle tradizioni antiche alcuni esseri sono fecondati dall'alto. Buddha
Sapete che Buddha era il figlio di un re, eccetera, eccetera, ma racconta la sua vita che la madre, che si chiamava Mahamaya, era sposata con il re, ma era vergine. Quindi il suo marito non entrò in questa storia della concezione del Buddha. Una notte sognò di essere trasportata in una caverna, attenti bene, sognò di essere trasportata in spirito in una caverna fiorita che s'apriva nelle viscere gelate dell'Himalaya, dove c'era calore, luce, fiori in questa caverna. Dal cielo disceso un elefante bianco, immagine del dio della sapienza, con la proboscide le toccò il fianco e lei concepì il Buddha, che nacque in una grotta. In che giorno? È il 24 di dicembre. E Agni in che giorno nasce? È il 24 di dicembre. E Mitra, il dio romano dell'ordine, è un persiano trapiantato a Roma, che ebbe molta fortuna nel mondo romano, perché ai tempi di Costantino l'esercito romano era per metà mitraico e per metà cristiano. Costantino però l'ha scelta, i suoi legionari erano per metà adoratori di Mitra e metà adoratori di Cristo. Ma erano talmente vicini i simbolismi e diciamo il valore spirituale di queste due religioni che sorprende il fatto che il Dies Natalis Solis Invicti, il giorno del Natale del Sole invitto, cioè che non è mai stato vinto, festa del dio Mitra, passa al cristianesimo, a Cristo. Ma nessuno ha copiato da nessuno. Torniamo al primo discorso che facevamo. La decifrazione dei simboli fatti da gente che era molto legata alla presenza dell'eterno nel transitorio, dell'infinito nel finito, ha fatto sì che in latitudini diverse, in lingue diverse, tra popoli diversi, venisse dato al fenomeno atmosferico una valenza spirituale. È chiaro che questi fondatori di un nuovo ordine, di una nuova luce, di una nuova religione, di un nuovo approccio al divino, di un nuovo ordine anche sociale, nascessero in concomitanza della nascita del sole, perché l'ora più buia della notte, come dice un proverbio cinese, era più vicina alla luce. Quindi la notte più buia dell'anno è quella che è più vicina alla luce. E per finire racconterò, manca ancora una cosa, sta storiella dei magi. Come mai i magi partono dalla Persia e arrivano fino alla grotta della Natività? Come mai i magi? Chi erano i magi? I magi erano gli adoratori del fuoco, gli adoratori iranici. Iran è un termine molto vasto, la Persia era una parte dell'antico Iran. L'Iran è una cultura molto più vasta a cui apparteneva la Persia, quindi, però in questo caso parliamo della Persia. I magi, i sacerdoti del fuoco, avevano un mito che diceva la seguente cosa. Il loro saggio profeta, un ispirato da Dio, un giorno fecondò spiritualmente una vergine. Lasciò il suo potere nelle acque di un lago. Questa vergine, dopo tantissimo tempo, si andò a bagnare, tantissimi cicli, si andò a bagnare in questo lago e partorì un bambino. Come veniva chiamato questo bambino? Saushant, che significa Saushant, greco soter, latino salvator, è il salvatore. Raccontavano i testi sacri persiani che da una vergine un giorno sarebbe nato il salvatore dell'umanità, quello che avrebbe chiuso un ciclo cosmico e cominciato un ciclo cosmico diverso, di giustizia, di bellezza, di ordine. Sarebbe stato annunciato da una cometa. Ecco allora che come videro la cometa, seguirono il corso della cometa ed arrivarono. Questo dimostra anche la profonda connessione che c'era nella Roma dall'inizio dell'epoca cristiana, da Augusto in poi, veramente anche da Pompeo in poi, quindi un po' prima di Augusto, c'era questa unione del pensiero iranico della Persia con Roma. Pensate che i persiani postulano come nel credo cristiano una risurrezione dei morti, quindi il morto risorge e va nell'aldilà con un corpo che certamente non è il corpo fisico mortale, è un corpo rinnovato. Ecco, questi magi erano adoratori del fuoco. Il nome deriva proprio dal potere del fuoco,
dello spirito che anticamente nell'India in Persia veniva chiamato maga, che significa potere spirituale, che poi diventa in greco magia, in latino magia e da noi magia, ma non erano maghi, erano adoratori del fuoco, quindi avevano un potere spirituale molto, molto forte. E finiamo con un uso romano. Quando la sposa romana si sposava, quindi la donna romana passava attraverso tutta quanta un rituale, il matrimonio romano era un rituale bellissimo, ricchissimo, e faceva parte di questo rituale una cosa che noi ancora facciamo. Quando esce la sposa dalla chiesa gli tiriamo addosso del riso o i confetti. I romani gli tiravano addosso delle noci, certamente non col mallo, la noce. I bambini seguivano la sposa e gli tiravano addosso delle noci, ma avrebbero potuto tirare fuori qualunque altra cosa, petali di fiori, come mai le noci? Ce lo dice Servio, uno dei commentatori di Virgilio, il quale dice non solo tiravano le noci, ma cantavano una strofetta in cui dicevano a Giove, il padre degli dei, fai con questa sposa quello che tu fai con Giunone. Che fa il padre degli dei con Giunone, che era la moglie? Attenti, chiedevano a Giove di fecondare questa giovane sposa col seme celeste, di mettere il suo seme celeste, per cui la donna in quel momento diventava la sposa di Giove, diventava Giunone. E perché la noce? Ecco, ci arriviamo subito. Perché l'albero del noce era sacro a Giove. Tant'è vero che se voi prendete un dizionario, un atlante, diciamo, botanico, troverete che il noce si chiama, il nome scientifico è Juglans regia, la ghianda di Giove, regale. Ju sta per Jupiter, Jovis, glans sta per ghianda, il frutto sacro a Giove per eccellenza. Il noce era l'albero sacro a Giove, allora si tiravano delle noci, simbolo di Giove, perché Giove fecondasse questa giovane sposa col suo seme celeste. Perché se non c'è la fecondazione divina, non nasce un essere umano. A noi basta semplicemente che abbia le fattezze di un essere umano. Gli antichi erano un pochino più complicati. Sei uomo solamente se dentro di te Zeus o Giove o Ahura Mazda, una divinità, Agni, ha messo il suo fuoco. Perché tu sei partecipe della divinità. Ecco l'altra cosa importante. Allora queste nascite virginali non riguardano solamente gli eroi, abbiamo parlato di Cristo, di Mitra, di Buddha, di Agni, riguardano ogni uomo, perché ogni essere umano è figlio di un padre terreno che incarna il falegname, perché il seme che cosa fa? Tesse la materia fisica. Quindi è figlio di una concatenazione biologica che nasce dal seme, quindi praticamente simboleggiata dal lavoro della materia, dal falegname, eccetera, eccetera. Ma tutti noi siamo figli di una madre vergine, perché nessun uomo può fecondare fisicamente l'utero di una donna, ma solamente Dio feconda l'utero e dà all'uomo la dignità di figlio di Dio. Ecco, questo ci fa sentire molto più vicino il Natale nostro al Natale degli antichi, in cui si celebrava proprio questo, la festa del rinnovamento, la capacità di ritrovare dentro di sé, di sentire dentro di sé che siamo parte della divinità, perché la divinità ci ha messo in noi il suo fuoco. Nella Bibbia Dio dalla terra nera e soffia su questa terra nera e crea il primo uomo. Un mito peruviano che raccolsero gli spagnoli e si stupirono, tant'è vero che pensarono che fosse emigrato sulle Ande qualche apostolo, dice che agli inizi dei tempi il Dio massimo, il Dio supremo, Viracocha, creò dalla pietra o dal fango del lago Titicaca, comunque da una materia inerte, creò la prima coppia umana e per dare la vita soffiò nella materia. Da noi Dio soffia nella terra nera, Adamach, la terra nera della creazione, che poi è la materialità. Dio soffia su questa e inserisce il suo Ruach, il suo spirito. Sulle Ande, senza che ci sia stato nessun tipo di contatto previo, esiste un mito
che riporta nello stesso ambito le stesse cose. E l'ultima curiosità, Viracocha. Sapete che significa Viracocha? Allora, il mito nasce sulle sponde del lago Titicaca, dove si parla un'antica lingua che è l'Aymara. Aymara. È diverso, il Quechua è la lingua degli Inca, delle Ande a sud. Il Aymara è una lingua antichissima che viene parlata sulle sponde del lago Titicaca. Viracochaglio in Aymara significa straccione, pezzente. Ma come un Dio supremo che viene chiamato straccione? Un Dio supremo che viene chiamato poveraccio? Ha nelle mani il potere del sole, delle stelle, della vita, della morte, è padrone di tutto il creato. E perché viene chiamato viracochaglio, cioè praticamente straccione? Racconta una leggenda molto simile, Paola adesso sorride perché sicuramente questa cosa gli riporterà alla mente leggende locali. Si dice che un giorno Dio, dopo aver creato l'uomo e averlo educato, scende tra gli uomini per vedere se i figli avevano imparato bene la lezione e si veste da vecchio straccione. Quindi si vende da vecchio straccione, si appoggia a un bastone e comincia a camminare su per le Ande chiedendo ospitalità. Un po' di fuoco, un po' di paglia e magari qualche cosa, un piatto di mais se c'era, qualche cosa da mangiare. Generalmente viene cacciato via da tutti. Solamente alcune coppie di persone, a volte poverissime, che non hanno neanche da mangiare, ma non gli negano il fuoco, perché davanti al fuoco dove si scaldano due, si scaldano anche tre. E quindi lo fanno entrare a casa, gli danno il fuoco, gli danno della paglia, magari gli asciugano i panni bagnati che portava addosso e la mattina lui misteriosamente prima dell'alba scompare, quando si svegliano non c'è più l'ospite, ma i campi di queste persone producono mais 3-4 volte l'anno. Invece i campi degli altri producono poche volte o una sola volta l'anno o non producono. Quindi questo Dio diventa straccione, attenti, diventa povero. L'idea fondamentale è che Dio nella sua immensa ricchezza ama gli uomini e gli dà loro tutta la sua ricchezza, diventa virtualmente povero e aspetta che gli uomini ricambino i suoi favori dando delle offerte, le primizie per esempio dei semi, i sacrifici. Quindi Dio nutre gli uomini ma viene nutrito dagli uomini. E questo Dio creatore che ha educato gli uomini scende da loro. Quante leggende ci sono così, da voi, in Friuli, in tutto l'arco alpino, di Dio o è Cristo è un santo che di notte visita la casa di qualcuno e naturalmente gli chiede un po' di ospitalità, generalmente viene cacciato, ma benedice la casa di quelli che l'accolgono. Questo mito fonda la sacralità dell'ospitalità. Io ricordo, e con questo veramente chiudo, che dopo una lunga camminata da antropologo e da archeologo sulle Ande, in una zona estremamente torrida, ero stanco e decisi subito dopo mezzogiorno di prendermi un piccolo riposo. C'era una capanna in mezzo a una montagna e con un'amaca, un tetto e un'amaca. Bussai alla porta, chiamai, non c'era nessuno. Dico, allora l'amaca c'è. Mi ci stendo sopra per un piccolo riposino, mi volevo concedere 20 minuti, mi addormentai profondamente. Mi svegliai che ormai era sera e ai piedi dell'amaca c'era il padrone di casa, un contadino che tornava dai campi con la sua zappa in collo. Io scendo dall'amaca, mi riassetto un attimo, gli do la mano, gli chiedo scusa, gli dico ti ringrazio perché ho usato la tua amaca. Sapete che mi rispose? Si arrabbiò. Perché tu ringrazi me? Sono io che devo ringraziare te, perché mentre io ero al lavoro, avendo tu stanco, usufruito della mia amaca, mi hai permesso di fare una buona azione nei confronti di Dio, che adesso è più contento di me. Mi invitò a cena alla forza, si arrabbiò perché c'era lì da qualche parte un po' di mais bollito, non lo avevo toccato, mi ero comportato molto male perché io dovevo mangiare. Sentirsi andare a ringraziare qualcuno per un favore ricevuto e sentirsi ringraziare perché questo qualcuno avrebbe ricevuto un favore molto più grande delle tue grazie, mi ha aperto un mondo. Avete capito? Questa è storia di un antropologo. Essere ringraziato per aver dato modo a una persona di fare una buona azione. In che consisteva questa buona azione? Aver dato l'ospitalità a un viandante, perché nella loro mente il viandante può essere sempre Viracocha che torna a vedere come ti comporti.
Grazie per la vostra attenzione.